Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri notiziari di questo lunedì 30 giugno. Come sempre, prima delle notizie di cronaca, vediamo quello che è il tema del nostro sondaggio di oggi, sul quale vi chiediamo di esprimere la vostra opinione. Nozze di Bezos, Venezia è stata davvero svenduta, è tempo di bilanci per il matrimonio dell'anno, quello tra Jeff Bezos e Loren Sanchez. Per giorni Venezia ha avuto gli occhi del mondo puntati addosso, tra gossip, proteste e polemiche, ve le abbiamo raccontate nei nostri telegiornali. Categorie economiche soddisfatte, mentre il popolo no Bezos parla di città svenduta, dove restano quelli che sono i problemi di sempre, dall'overtourism alla carenza di alloggi a prezzi accessibili. Ecco quindi che vi chiediamo di esprimere la vostra opinione su questo tema. Nozze di Bezos, Venezia è stata davvero svenduta, le modalità sono quelle di sempre, basta una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione per esprimere il vostro parere, se sì o no. Come sempre l'esito del nostro sondaggio verrà reso noto nel corso di Ring in onda a partire dalle 21, questa sera con Christian Arboit. Ma cominciamo subito con la cronaca che purtroppo ci riporta sulla tragedia che si è verificata ieri pomeriggio a Pederobba, dove una bimba di 9 anni è morta annegata nel Piave. I dettagli e le reazioni con Lucio Zanato in diretta da Pederobba. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, e la prima cosa che dico è come se non fosse accaduto nulla, perché siamo arrivati qui e abbiamo trovato bagnanti nello stesso punto, nella stessa zona dove ieri si è consumata una tragedia che peraltro è anche ripetuta, perché ricordo che nel 2021 un papà di famiglia, nel tentativo di salvare la figlia e una sua amica, morì proprio annegato nella stessa zona dove Adna Ismad, appunto di 9 anni, è annegata ieri. Alle mie spalle vedete quella serie di rocce. Ecco, lei stava camminando con i genitori su quella serie di rocce, a un certo punto è scivolata ed è rimasta incastrata sotto. Va detto che qui è divieto di balneazione, il comune l'ha scritto più volte e a più livelli, però evidentemente il caldo e l'arsura porta la gente ad andare verso il Piave. Quali sono le novità? Beh, intanto prima di venire qui siamo andati a casa della famiglia appunto Islamad e va detto che non c'è nessuno, perché in questo momento sono tutti all'obitorio. C'è un dolore immenso da parte dei vicini, va detto che questa è una famiglia e comunque una serie di famiglie integratissime, ci ha detto il sindaco, lavorano, sono integrati, sono italiani e quindi l'unica cosa che non conoscono bene è proprio il Piave, come ha detto appunto il sindaco di Cavaso. Noi lo conosciamo bene il Piave, sappiamo quanto insidioso è, loro invece no, e purtroppo a volte basta veramente una piccola disattenzione e la tragedia si consuma. Altra notizia invece che riguarda invece il tribunale. È stato aperto un fascicolo sulle responsabilità, però al momento senza indagati e quindi intanto perché anche la magistratura vuole vederci chiaro sulla responsabilità di questa morte, di questa piccola. Altra invece notizia riguarda il fatto che non verrà effettuata l'autopsia. I genitori sono all'obitorio di Montebelluna perché ci ha confermato il sindaco, essendo di origini macedone, molto probabilmente la bambina non verrà tumulata qua, ma verrà portata proprio in Macedonia. Per il momento qui da Pederobba è tutto, se non hai domande a te la linea. Sì Lucio, volevo farti una domanda, perché ieri abbiamo sentito anche i sindaci dell'asta del Piave. Come sappiamo è una questione davvero molto dibattuta questa della balneabilità del Piave. Non più di 10 giorni fa la tragedia a Ponte di Piave, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra che chiede al prefetto un comitato ordine e sicurezza proprio per decidere il da farci. Anche ieri il sindaco di Pederobba Marco Turato ci diceva come facciamo noi sindaci a impedire alle persone che facciano il bagno anche in quei punti laddove proprio per la nota pericolosità non è consentito farlo. Il Piave, lo sappiamo, è un fiume lunghissimo e le opportunità, diciamo, di raggiungere le sponde per bagnarsi sono davvero moltissime e
sappiamo anche come in questi giorni di grande calura siano in molti proprio a cercare refrigerio sul Piave. Ecco, la cosa che va detta in questo senso è il fatto che bisogna aumentare l'informazione. E il sindaco di Cavaso l'aveva detto, noi lo conosciamo bene il Piave, sappiamo dove andare, dove non andare e quindi di conseguenza bisognerebbe aumentare secondo me l'informazione. Perché? Perché nel 2021 un papà viene con la figlia e l'amica e a un certo punto la bambina sparisce su un gorgo, perché lì poco prima di quel salto d'acqua si forma un gorgo che è abbastanza profondo. Ieri invece è bastato che la bambina scivolasse per poi rimanere incastrata sotto i massi. Sono luoghi che chi vive, che conosce il Piave, per dire, conosce molto bene, come ci sono altre aree molto probabilmente più tranquille, come quella ad esempio della zona delle Grave a Maserata, perché lì invece il Piave si allarga molto, di conseguenza i vortici sono molto più improbabili. Qui invece il Piave è una sorta di stretta, aumenta la sua potenza e di conseguenza la forza delle acque prima tirano sotto i corpi e poi o li incastrano o li restituiscono molto più a valle, ovviamente senza più la vita. Di conseguenza sicuramente bisognerà battere molto di più sull'informazione, perché è impensabile recintare tutto il Piave per impedire alle persone di avvicinarsi. È molto più semplice, molto più pratico fare un'informazione adeguata dicendo attenzione, in questi luoghi è pericolosissimo andare, in questi altri magari con un po' di attenzione si possono tenere i piedi nell'acqua, ma non di più, anche perché va detto che c'è uno sbalzo termico e quindi non è molto, sì, nel senso che bisogna stare molto attenti, perché non è come l'acqua del mare che rialza di temperatura, qui invece quando si entra nell'acqua c'è veramente un abbassamento di un 10 gradi come minimo e di conseguenza magari potrebbe risentirne anche il corpo. Quindi i pericoli sono molti, non è solamente quello dei vortici, sicuramente l'unica strada è quella di informare la gente, soprattutto chi non è nato e da generazioni non vive lungo il Piave. A te. Grazie a Lucio Zanato per questo collegamento. Naturalmente torneremo su questo tema di grande attualità, soprattutto in queste giornate di grande calura, nelle quali appunto, come dicevamo, sono davvero in tanti a cercare refrigerio nelle fresche acque del Piave. C'è anche un'ultima ora di cronaca arrivata proprio pochi istanti fa in redazione, ci arriva dal Lido di Venezia, dove una signora in gravidanza, incinta, è stata investita da un'auto, è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale. Anche su questo vi aggiorneremo nel corso del nostro telegiornale. E il fine settimana che si è appunto da poco concluso è stato un fine settimana davvero tragico, non soltanto nelle acque ma anche in montagna, con 2 vittime. A Falcade, sul passo San Pellegrino, ha perso la vita un padovano, un imprenditore padovano, Mattia Miccaglio, che si è scontrato con un fuoristrada mentre era in sella al quad, stava rientrando appunto dal passo San Pellegrino a Falcade. Sentiamo. Aveva trascorso una serata con gli amici e con la compagna Mattia Miccaglio. Erano le 22:45 di sabato quando a bordo del suo quad si è scontrato con un fuoristrada mentre usciva da una strada laterale per immettersi sulla provinciale 346 che collega la Val di Fassa alla provincia di Belluno verso il passo del San Pellegrino. Per l'uomo, 50 anni, originario di Dolo nel veneziano ma residente a Padova, non c'è stato nulla da fare. Il quad si è incastrato sotto il veicolo senza lasciargli alcuno scampo. La notizia ha subito raggiunto Padova, dove Mattia Miccaglio era molto conosciuto, manager della ditta Marcato di Campodarsego. Era molto apprezzato come imprenditore e appassionato di viaggi. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri presenti sul posto con i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco volontari di Soragna, Moena e Vigo di Fassa. Ed è stato ritrovato ieri il corpo senza vita dell'architetto veneziano Ugo Fattori, disperso in Val di Zoldo.
aveva lasciato un biglietto nell'auto dove indicava che avrebbe fatto ritorno all'auto alle 14 di venerdì pomeriggio, ma di lui si erano perse le tracce. Purtroppo il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri dai soccorritori. Sentiamo. Un biglietto appoggiato sul parabrezza dell'auto con scritto torno alle 14, da lì poi il nulla. Erano state le ultime indicazioni lasciate da Ugo Fattori, 60 anni, escursionista e noto architetto veneziano, di cui da venerdì pomeriggio non si sono più avute notizie. Il suo corpo è stato ritrovato dai soccorritori. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo una traccia per raggiungere una cengia quando è scivolato ruzzolando tra le rocce, forse a causa dell'improvviso accorciamento di uno dei bastoni ritrovato più corto e che gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio. Le ricerche hanno impegnato circa 50 persone. Nelle prime ore della mattinata l'elicottero ha sorvolato la zona indicata dall'uomo ai familiari, che ha trasportato le squadre in quota in diversi punti. Al lavoro per il recupero del corpo anche i vigili del fuoco di Belluno, esperti in topografia applicata al soccorso. Usati anche droni per scandagliare il luogo, capaci di rilevare il telefono in assenza di segnale. Presenti anche le unità cinofile. Si tratta di un'area non particolarmente impervia, ma colma di sentieri itinerari dove non c'è segnale. A Venezia ora tempo di bilanci per quello che è stato il matrimonio dell'anno, quello di Jeff Bezos a Venezia. Gli sposi sono partiti, ma rimane in città il dibattito sull'opportunità di nozze VIP in una città comunque alle prese con i problemi di sempre, a partire da quello dell'overtourism. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. A te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, rimane la polemica dopo che i due sposi sono partiti alla volta delle coste croate per la loro luna di miele, polemiche che si sono scatenate nel corso della scorsa settimana e ahimè anche in quelle precedenti, tra chi appunto ha definito la città una sorta di mercificazione, una sorta di svendita, e chi invece l'ha vissuta come una vera e propria opportunità. Quando Mr. Amazon è partito, ha lasciato Venezia, ci ha lasciato il cuore perché è una città che lui ama molto, ama moltissimo anche il vetro di Murano, tanto che si vocifera possa aver fatto anche un passaggio in una delle famose vetrerie di Murano proprio prima di lasciare la laguna. Ha salutato la città lasciandoci il cuore, però anche dicendosi amareggiato per queste polemiche che lui dice appunto di non aver capito. Tra l'altro si è svolto tutto con regolarità, è andato tutto bene anche dal punto di vista della sicurezza, del lavoro delle forze dell'ordine, ma le polemiche non sono appunto mancate. Su questo abbiamo chiesto anche l'opinione del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, questa mattina a margine di un evento che si è svolto all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Dunque sentiamo che cosa ha dichiarato il patriarca e io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Come commenta le polemiche che ci sono state la scorsa settimana in merito al matrimonio di Bezos? Guardi, io non sono entrato, anche perché non mi sembra che sia un matrimonio cristiano, no? Nel senso che sia stata una grande manifestazione in cui evidentemente si è espressa una visione culturale. Chi non si ritrova in questa visione culturale può anche prendere le distanze. Credo che sia importante, prenderle nel modo dovuto, rispettoso. Queste dunque le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. Noi continuiamo con la cronaca. Paura poco dopo le 21 di ieri sera a Ormelle. Siamo nel Trevigiano, in via Roma, per un incidente che ha visto un'auto uscire di strada e ribaltarsi su un fianco. All'interno del mezzo una cinquantenne e la madre di 80 anni, estratte dai vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di
Motta di Livenza e dal personale del SUEM 118. Entrambe le donne sono state portate in ospedale a Treviso. L'anziana è in gravi condizioni, da chiarire le cause del sinistro. Sul posto per tutti gli accertamenti anche i carabinieri. Ed ancora cronaca perché la Guardia di Finanza di Treviso ha individuato un giro di fatture false per 87 milioni di euro gestito da 18 imprenditori cinesi. Sono 16 le persone denunciate. Le Fiamme Gialle, nell'ambito di specifiche attività volte al contrasto dell'evasione fiscale nel settore del commercio di generi non alimentari, hanno individuato 18 imprese cartiere gestite da cittadini cinesi, ovvero prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti completamente inadempienti rispetto agli obblighi tributari, imprese che sarebbero state attive al solo scopo di vendere fatture relative a forniture di merci mai effettivamente effettuate. Appunto, l'importo delle fatture emesse supera gli 87 milioni di euro di base imponibile e i 19 milioni di IVA, 600 le imprese nei guai destinatarie delle false fatture. E ancora dal Trevigiano con la notizia di un'auto a fuoco. È successo la scorsa notte, poco prima dell'1 a Carbonera. La vettura, una Golf alimentata a gasolio, si trovava in un parcheggio all'aperto accanto ad altre macchine, di cui una di queste, appunto, una Fiat Punto, è rimasta parzialmente coinvolta nell'incendio. Dalle prime ricostruzioni e dichiarazioni la causa del rogo è da ricondursi ad un guasto elettromeccanico della vettura. Presenti sul posto anche i carabinieri di Roncade. Ed un altro incendio nella notte si è verificato a Molvena, frazione di Colceresa, dove ad andare a fuoco è stata la legnaia di un'abitazione completamente distrutta. Vediamo. 200 quintali di legna sono andati a fuoco nella serata di domenica in una proprietà privata di via Mazzarina a Molvena, frazione di Colceresa. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 20:30 con 3 squadre provenienti da Bassano del Grappa, Vicenza e Tiene, con un'autopompa e 2 autobotti e un totale di 9 operatori. Grazie all'utilizzo di schiumogeno, l'intervento, concluso dopo quasi 5 ore di lavoro intorno all'1 di notte, ha permesso di circoscrivere le fiamme alla sola legnaia, salvando così l'attiguo deposito attrezzi. Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica dell'area. Sul posto anche i carabinieri. Restano da accertare le cause del rogo. Un anno senza Alex Marangon. La scomparsa nella notte tra il 29 ed il 30 giugno del 2024, poi il ritrovamento del corpo del giovane 3 giorni dopo, il rito sciamanico all'abbazia di Vidori, il dolore della famiglia. La mamma: ogni giorno vengo sulla sua tomba, dice, e continuiamo a chiedere la verità che ancora non conosciamo. Che sia passati 5 giorni, 10, un mese, un anno, non so, per me è come sopravvivere e tirare avanti. È ancora difficile pensare che Alex non ci sia più. È passato un anno da quella notte tra il 29 ed il 30 giugno, quando Alex Marangon scomparve durante un rito sciamanico nell'abbazia di Vidor. Da allora il tempo si è fermato per mamma Sabrina, che con il marito Luca continua a chiedere verità su quanto accaduto. Ci risponde dal cimitero di Marcon, dove si reca ogni giorno a far visita al figlio. Anche se ci sto male, non lo so, forse vengo qua e mi rendo conto che qui, che non è in giro, che non è in giro per il mondo. Non so, mi sembra di essergli più vicino. La lapide è ancora provvisoria, non ce la sentiamo ancora di metterci una pietra sopra, dice la mamma. È tutto, qui parla di Alex. Tanti oggetti, foto, fiori, ogni giorno qualcuno porta qualcosa. Fa capire che le persone gli volevano bene. E gli manca.
È passato un anno dalla scomparsa di Alex ed ancora non è stata fatta luce su quanto accaduto quella notte all'abbazia di Vidore e soprattutto se ci siano dei responsabili per la morte del 25enne, omicidio o incidente. I genitori continuano a chiedere la verità, si attendono ancora gli esiti degli esami tossicologici e la famiglia non crede all'ipotesi della morte accidentale. Non è giusto chiudere il caso così. Alex, se potesse parlare, ci direbbe quello che è successo, ma lui non può parlare, quindi noi dobbiamo combattere per lui e per la verità. Per non dimenticare Alex, la famiglia ha organizzato per domenica 6 luglio alle 17 un picnic al parco di San Giuliano a Mestre. È giusto ricordarlo nei posti dove lui amava andare e fare le cose che lui amava fare. È giusto così, no? Non bisogna dimenticarlo. Io non voglio che venga dimenticato. I genitori di Alex Marangon saranno ospiti anche questa sera a Ring con Cristian Arvoita a partire dalle ore 21. In apertura di questo telegiornale abbiamo parlato della tragedia che si è verificata ieri pomeriggio a Pederobba sul Piave, un dramma, quello della morte della bimba di 9 anni che riporta inevitabilmente l'attenzione anche sugli altri fiumi a rischio della nostra regione, il Brenta in particolare. A Campo San Martino, dove lo ricorderete un anno fa persero la vita 2 persone. Anche ieri la spiaggetta era affollata. Per noi in collegamento Valentina Visentin con Cristian Roque Aliende ed il sindaco di Campo San Martino. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Campo San Martino e la vedete alle nostre spalle, la spiaggetta della morte come ormai è conosciuta qui nel Padovano, nonostante veramente l'aspetto paradisiaco e l'acqua fresca che con queste temperature ci invita proprio ad entrare, ma è pericoloso, lo ribadiamo e viene ribadito ogni fine settimana quando tantissime persone affollano quell'ansa di fiume Brenta per cercare refrigerio. Anche ieri tante persone che hanno fatto il bagno, non considerando il divieto di balneazione che è esposto qui con me c'è anche il sindaco di Curtarolo, Dario Luigi Tardivo, perché ieri nuovamente sono intervenuti i carabinieri allertati sia dal sindaco ma anche dal consigliere regionale Luciano Sandonà per invitare la gente ad uscire per evitare che possano accadere tragedie come quella avvenuta ieri sul Piave ma anche l'anno scorso proprio qui. Sindaco, anche ieri c'è stata queste persone che sono entrate, lei ha scritto più e più volte al Genio Civile perché la chiusura venga fatta in maniera abbastanza definitiva, insomma, di questa spiaggia. Sì, come sindaco di Campo San Martino siamo decisamente sensibili sull'argomento, anche se sappiamo che la competenza è della Regione Veneto che l'ha demandata al Genio Civile di Padova. Vogliamo rapidamente fare un tavolo di lavoro in modo da trovare le soluzioni più adatte, più consone per far comprendere la pericolosità di quest'area, perché quest'area è decisamente pericolosa per via dell'acqua fredda e dei vortici creati dalla cascata e quindi principalmente le persone che utilizzano inconsciamente l'area, soprattutto nel fine settimana, quasi tutti stranieri, non comprendono la gravità di balneare in queste zone. Quindi questo è un impegno preciso che ci siamo presi. Ecco, se sta passando abbastanza il messaggio nella popolazione, insomma nei cittadini di Campo San Martino, chi fa più fatica appunto magari sono i cittadini stranieri che non riescono a comprendere le informazioni, quindi state pensando di fare dei cartelli apposta per invitare le persone? Sì, mia intenzione era quella di condividere in questo tavolo di lavoro questa nuova cartellonistica in più lingue, anche con le lingue che effettivamente frequentano l'area, però volevo farlo a seguito di questo tavolo di lavoro, ma a tutt'oggi purtroppo dopo una settimana non ho ancora ricevuto risposta. Auspico rapidamente la formazione di questo tavolo e trovare le vere soluzioni che vanno a risolvere decisamente il problema. Intanto continuano a intervenire i carabinieri, proprio anche ieri qui sono intervenuti per far allontanare le persone dall'acqua. Un elogio va alle forze dell'ordine, in particolare al comandante maggiore Cavenaghi e al comandante di Piazzola Lazzari, perché sempre le forze dell'ordine sono sul pezzo e fanno il massimo possibile per disincentivare la popolazione, anche quella straniera, a balneare in quest'area.
Grazie mille Sindaco, lo ripetiamo anche noi l'appello e l'invito a non entrare in acqua, perché effettivamente guardate la potenza dell'acqua che scende da questo piccolo salto, sbalzo che insomma creano vortici nell'acqua che sono fatali per chi entra anche per pochi istanti nelle acque che sono anche fresche del Brenta. Da Campo San Martino è tutto, la linea può ritornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Noi ci spostiamo ora sul litorale veneziano, andiamo a Bibbione, dove ieri si è vissuta una serata di paura a causa di un incendio divampato in un noto pub della città. In collegamento per noi Federico da Ros con Michele Zanetti. A te Federico, buongiorno. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Ci troviamo in Via delle Costellazioni, in pieno centro a Bibbione. Ieri intorno alle 20:40 si è verificato un brutto incendio all'interno del King Pub che si trova proprio in questo momento alle mie spalle. Secondo le prime informazioni il rogo sarebbe partito proprio dalla cucina del pub, che in questo momento vi stiamo inquadrando grazie a Michele Zanetta all'altezza della scritta hamburger e beer. E l'incendio sarebbe partito da un malfunzionamento di una friggitrice. Fortunatamente l'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, partiti dai distaccamenti di Portogruaro, Latisana e Lignano, supportati dalla polizia locale, hanno fatto sì che le fiamme fossero circoscritte all'interno della cucina. Ovviamente ci troviamo in piena stagione estiva, alle 20:40 numerose persone stavano cenando all'interno del locale, perché questo locale qui è strutturato su 2 piani. Al piano terra c'è la parte relativa al bar e al piano superiore c'è proprio l'area ristorazione, quindi tutte le persone sono state fatte evacuare rapidamente. Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte, rimaste appunto coinvolte da questo incendio, che ricordiamo è stato circoscritto solo nell'area della cucina. Noi pochi minuti fa, prima di venire in diretta, abbiamo parlato anche con il titolare, che ci ha parlato però di danni veramente ingenti. Parliamo di una cifra che si aggira intorno ai 25 e 30 mila euro, perché sono andate distrutte diverse apparecchiature elettroniche che si trovano proprio all'interno della cucina. Ovviamente i tecnici non si sono fermati nemmeno un istante questa notte, sono al lavoro senza interruzione, e ci ha anticipato il titolare che tra 2 giorni diciamo che il King Pub di Bibbione dovrebbe tornare operativo. Al momento la parte del piano terra relativa al bar, che non è stata intaccata dalle fiamme, è già aperta al pubblico. Tra 2 giorni si riaprirà anche la parte relativa alla ristorazione. Fortunatamente non si registrano persone ferite, però i danni sono veramente importanti. Lo ricordiamo, dai 25 ai 30 mila euro. Per il momento da Bibbione è tutto. A te in studio. Grazie a Federico De Ros per questo collegamento da Bibbione. Andiamo a Treviso con la nostra Daniela Sizia assieme a Nicoletta Rizzetto, perché è in corso questa mattina un presidio con i lavoratori precari del Tribunale, coloro che erano stati assunti con i fondi del PNRR e che ancora non è chiaro che destino abbiano ad attenderli. Daniela, a te buona giornata. Ci troviamo fuori dal Tribunale di Treviso, qui come in tutta Italia lo stato di agitazione dei precari all'interno del Tribunale. Sono in compagnia di Marta Caserini della Funzione Pubblica della CGIL di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno. E con Antonio Osellame del UIL Pubblica Amministrazione di Treviso Belluno. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Prima abbiamo visto precari, stato di agitazione, una situazione difficile in un momento già ancora difficile del Tribunale. Allora questa protesta oggi si inserisce all'interno di una protesta nazionale per la stabilizzazione di quelli che sono i lavoratori UPP che sono stati inseriti per il famoso PNRR, che da oggi avranno il conto alla rovescia perché scadranno a giugno del 2026. In tribunale a Treviso sono 42 le persone che oggi svolgono quel tipo di mansione lì, che dentro ad un aspetto complessivo rispetto a come stanno
e qual è la pianta organica di questa amministrazione, più o meno ricoprono quasi il 50% del numero degli addetti che oggi c'è in Tribunale a Treviso. Il Tribunale di Treviso ha una carenza effettiva di organico di quasi il 40%, che è una carenza altissima, che poi si trasforma e diventa del 60% sugli effettivi persone che mancano quotidianamente, ed è chiaro che questa situazione legata alla mancanza di stabilizzazione di questo personale rischia da qui ai prossimi 3 anni a portare definitivamente questo tribunale in una situazione di grande collasso. Ecco, numeri che davvero fanno preoccupare. Esatto. Anche perché se la stabilizzazione fosse solo del 50% degli attuali inseriti a livello nazionale, significherebbe continuare ad azzoppare questo Ministero, già zoppo per la grossissima carenza organica oggi presente, con un aumento della disoccupazione di circa 6.000 unità. E questo sarebbe un peccato, perché nel frattempo le persone che hanno lavorato all'interno delle varie amministrazioni del Tribunale d'Italia hanno collaborato, hanno ridotto anche gli arretrati, e se questo non è il gioco della parte governativa di continuare ad avere un'amministrazione zoppa, c'ha poca lungimiranza. Ancorché siano previsti nuovi concorsi, questi non faranno altro che coprire, vista l'età della pubblica amministrazione che è intorno al 57-58 anni, non farà altro che coprire i pensionamenti delle persone, quindi continuare ad avere un'amministrazione con un'organizzazione ridotta del 40% rispetto ai numeri previsti. Un sottorganico che rimarrebbe comunque a questo punto? Certamente, perché siamo stati quasi 20 anni senza concorsi e questo, il Tribunale è quello che ne sta pagando di più le conseguenze, come anche altre amministrazioni, mi viene in mente il Ministero dell'Interno, che ha notevoli, siamo allo stesso livello come riduzione del personale, stanno cominciando a fare i concorsi oggi, che se tutto va bene si diventeranno attivi tra 18 mesi, con il rischio che vincano concorsi persone che non vogliono venire a Treviso o a Belluno o a Bolzano, e quindi troveremo sempre carenze notevoli nella pubblica amministrazione. Vi aspettate una risposta dal governo, ma se non dovesse arrivare? È chiaro che noi stiamo dentro questa mobilitazione, che in realtà è una mobilitazione molto lunga rispetto alla stabilizzazione dei precari, quindi è chiaro che non è escluso anche rispetto a quello che sta accadendo nella pubblica amministrazione nel suo insieme, rispetto al mancato nostro, mi permetto di dire, sottoscrizione dei contratti nazionali, sia di quello delle funzioni centrali che tanto quello della sanità, che è stato sottoscritto la settimana scorsa. Io non escludo che la mobilitazione poi si trasformi in una grande manifestazione nazionale di protesta rispetto a quello che il governo in questo momento non sta vedendo, e rispetto a quelle che saranno le prospettive effettive per questo Ministero, ma non solo per questo Ministero. Il rischio, per chiudere, è quello proprio di un blocco vero e proprio. Sì, sperando che i lavoratori abbiano il coraggio di scendere in piazza, perché la paura in ogni caso è notevole da parte dei lavoratori, anche la sola discesa in piazza per magari ritorsioni, siete i soliti che piuttosto di risolvere i problemi li volete acuire, perché questa poi è la risposta che viene data purtroppo dai politici, perché non sono in grado di risolvere i problemi, quindi devono trovare un capro espiatorio per giustificare la loro inerzia. Grazie davvero. Dal Tribunale tutto, a te la linea, Marta. Grazie a Daniela Sizzia con Nicoletta Rizzetto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare dell'ondata di caldo che sta investendo anche la nostra regione, con una particolare preoccupazione soprattutto per quanto riguarda gli anziani a rischio disidratazione e malori. Chiara Gaiani ha incontrato il direttore della geriatria dell'azienda ospedaliera dell'ospedale appunto di Padova, Giuseppe Sergi.
Siamo all'interno della prima vera ondata di calore di questa estate 2025, un'ondata di calore che sta provando un po' tutti, i più ovviamente attenzionati sono gli anziani, tante le richieste anche proprio da parte loro al pronto soccorso, anche questa mattina lo abbiamo sentito dal SUEM. Padova, vi do un dato, 29,3 gradi di minima alle 9, quindi insomma già una temperatura molto alta. Chiediamo allora al professor Giuseppe Sergi, che è il direttore della geriatria dell'azienda ospedaliera di Padova, quali sono le cause, perché dobbiamo preoccuparci di più per i nostri anziani proprio in questi giorni? Ci dobbiamo preoccupare per gli anziani perché gli anziani sono a più elevato rischio di conseguenze negative dell'aumento delle temperature per diversi motivi. Gli anziani tendono sempre a bere meno, sentono meno lo stimolo della sete e quindi già questo è un fattore di disidratazione. Poi i meccanismi di dispersione del calore sono compromessi. Normalmente per il meccanismo principale per disperdere il calore è un'elevata sudorazione che poi per evaporazione raffredda il corpo. Ecco, l'anziano ha una cute atrofica, c'ha una riduzione delle ghiandole sudolipare, quindi suda meno e quindi disperde meno il calore. Se a questo associamo molte volte che l'anziano a volte si veste in maniera inadeguata d'estate proprio perché ha paura di avere freddo e allo stesso tempo assume farmaci che per l'ipertensione, per esempio i diuretici, che sicuramente sono importanti ma che nei periodi estivi vanno rimodulati nel loro dosaggio. Allora, quali consigli possiamo dare alle persone anziane che ci seguono, ma anche a chi si occupa di loro? Ecco, i consigli vanno soprattutto agli anziani, ma anche alle famiglie, ai caregiver, a coloro proprio che li seguono. Perché i consigli sono semplici ma vanno rispettati. Prima di tutto bisogna aumentare l'apporto di liquidi e visto che l'anziano, come ho già detto, beve poco, dobbiamo aumentare d'estate l'utilizzo di alimenti ricchi di acqua come frutta, verdura, spremute, estratti, in modo tale da un po' ingannare la sua tendenza a bere meno acqua. Quindi, ma anche gli alimenti freschi, sembra una banalità, ma il pane fresco contiene acqua. I grissini, i crackers no. I formaggi freschi come stracchino o mozzarella sono ricchi di acqua rispetto ai formaggi duri. Poi se si può, magari, visto che l'anziano per problemi a volte di masticazione tende a mangiare meno verdure, magari cuciniamole così li rendiamo più dolci e anche più morbidi. Allo stesso tempo è importante l'abbigliamento, che deve essere leggero, traspirante, e l'ambiente deve essere fresco, quindi ogni anziano dovrebbe avere un posto dove l'ambiente è almeno climatizzato, che non significa avere un ambiente molto freddo, ma un ambiente fresco con una riduzione dell'umidità, che è quello che favorisce quella ridotta traspirazione che l'anziano ha. E alla fine quindi una rimodulazione dei farmaci, quindi chi si occupa, sia i medici sia chi li assiste, di verificare che non abbiano problemi tipo di pressione bassa, quindi tendenza allo svenimento, che sono i primi segni, oppure magari uno stato di confusione, che sono i primi segni della disidratazione, che poi possono portare a conseguenze più importanti. E da Padova andiamo a Vicenza per continuare a parlare di caldo e di rischio solitudine anche. Ci aggiorna Daniele Garbin. Il dramma della solitudine e il caldo portano proprio a eventi drammatici, le persone che sono costrette a vivere all'aperto. Nel quartiere San Pio X è morto Rodolfo Bertuol, un uomo di 57 anni che è stato trovato senza vita all'interno della sua Matiz dai servizi sociali. Era una figura conosciuta nel quartiere e riporta di drammatica attualità il problema di chi è costretto a vivere ai margini della società,
in difficoltà economiche. Situazione che accomuna anche altre persone. Noi siamo in compagnia di Graziano Dall'Aglio, una persona di 70 anni che anche lei improvvisamente si è trovato in difficoltà a marzo di quest'anno per una separazione, è stato costretto a uscire di casa. E adesso come sta facendo, come sta vivendo? Per strada oppure di B&B che costano parecchio. Io che prendo sono 1.290, partono affitti da 500 e poi ti mettono 100 euro, 150 di spese condominiali e roba del genere, che invece di 500 vai oltre con 1.290. Poi mi arriva specialmente i prezzi che vendono e mi arriva in quei posti dove c'è l'appartamento con 3-4 stanze in divisione, cioè una stanza privata in divisione con cucina e bagno con studenti, però sono tempi temporanei e transitori. Ecco, lei in qualche modo è riuscito a alternare l'auto allora con i bed and breakfast, ha dovuto anche trovare il buon cuore di chi è riuscito anche a darle dei prezzi abbordabili, però ancora non è possibile? No, non è possibile perché non riesco assolutamente. Adesso sono in contatto con persone che conosco per vedere se trovano qualcosa, tutto quanto, ma è molto difficile. Ho provato anche fuori, un monolocale, pavimenti in parquet, tutto rovinato, il ripiano della cucina con buchi grossi tutti bruciati, la camera da letto da una piazza e mezzo col materasso che non si sa neanche che colore che sia. Non c'è proprio la situazione. Peggio di un porcile. E poi ti fanno vedere il garage che fa parte del monolocale, che è 2 volte e mezza del monolocale. Senta, la situazione in macchina invece ce la descrive com'è, perché immaginiamo, possiamo solo immaginare. Abbasso il sedile e mi metto lì, c'ho qualcosa lì, anche se per caso ho freddo tutto quanto, c'ho una coperta che è una coperta che avrà 50 anni perché è una coperta di mio padre, che ormai è morto nel 93, sono riuscito a recuperarla da mia sorella. Lei si è trovato in questa situazione dopo questa separazione, non è seguito? È seguito dai servizi sociali? No. Allora facciamo un appello eventualmente che chi può dare una mano. A me mi interessa un garage, una camera da letto matrimoniale, un bagno che sia decente e basta. Ecco, quindi questo il dramma di tante persone che si trovano in difficoltà, a maggior ragione in questo periodo di grande caldo. Abbiamo sentito prima con il primario dell'azienda ospedaliera di Padova quelli che sono i problemi soprattutto per gli anziani, problemi che si cominciano a ripercuotere anche sulla tenuta del sistema sanitario e degli ospedali. Pensate soltanto nell'ultima settimana nelle aziende ospedaliere della marca trevigiana, dell'Urs 2 della marca trevigiana, sono stati oltre 200 gli accessi al pronto soccorso per malori provocati dal caldo. Sentiamo. Abbiamo avuto sostanzialmente 145-150 persone, diciamo per quanto riguarda i pronti soccorsi di Conegliano, Vittorio Veneto, circa 5-6 persone al giorno. Treviso siamo arrivati a 9-10, Montebelluna, Castelfranco circa 7-8 e Oderzo 2-3 persone al giorno. Il grande caldo non molla la presa nella Marca, una settimana in cui l'anticiclone africano ha interessato tutta Italia con picchi di calore fino a quasi 40 gradi, tassi di umidità oltre il 60% e notti tropicali in cui le temperature non sono scese al di sotto dei 20 gradi. Tutti i fattori che hanno aumentato esponenzialmente gli accessi ai pronto soccorso per malori, svenimenti e disidratazioni. Abbiamo avuto solo 2 ricoveri su 150 persone, tutti anziani over 75 che hanno avuto presincopi, quindi si sono sentite male, sono cadute per terra con ovviamente una caduta della pressione sanguigna e poi malessere ovviamente da calore, freddo, sudorazione profusa. Sono stati portati in pronto soccorso o da familiari oppure direttamente dai nostri colleghi del SUEM.
Le raccomandazioni per evitare i colpi di calore sono sempre le stesse: uscire nelle ore più fresche, coprirsi il capo e idratarsi adeguatamente. Ciò aiuta non solo a stare meglio, ma anche a non intasare le strutture di primo soccorso. Cadute e svenimenti infatti gravano sul sistema sanitario per i fattori a loro collegati. Le fratture dei femori degli anziani. Solo a Treviso ne abbiamo da 2 a 3 al giorno. Persone anziane di una certa età che escono in bicicletta, scivolano, cadono. Questo è un altro problema che si somma a quello del caldo, nel senso che oltretutto una persona anziana che si frattura il femore, se poi prende anche degli anticoagulanti, deve essere scoagulata prima di fare l'intervento, per cui passano dei giorni e quindi di conseguenza è allettata in ospedale, per cui la fase di recupero sarà sempre maggiore. Queste dunque le conseguenze soprattutto fisiche per le persone determinate dall'ondata di calore, ma ce ne sono altre davvero molto gravi sull'ambiente. Ne parliamo con il professor Massimiliano Fazzini, climatologo, responsabile del team rischio climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale. Buongiorno e grazie per essere con noi. Quindi se questa ondata di calore sta davvero mettendo in difficoltà tante persone, l'ambiente ne sta risentendo in maniera davvero pesante. Noi lo vediamo anche nei nostri territori, le frane che si continuano a ripetere in montagna, le Dolomiti che si stanno sgretolando, le improvvise grandinate come quella dell'altra sera, con chicchi di grandine grossi come palline da tennis, per non parlare del riscaldamento dell'Alto Adriatico e dello zero termico. Insomma, professore, è un ambiente che sta davvero cambiando e che in qualche maniera dobbiamo essere pronti ad affrontare. Intanto buongiorno di nuovo e grazie per l'invito. Voi avete fatto nei 10 minuti in cui sono stato collegato un quadro estremamente esaustivo e veramente di qualità. A giudicare dai dati che avete già snocciolato, molto completi, ma anche dall'intervento del professor Benassi che ha evidenziato numeri impressionanti. Siamo solo il 30 di giugno, attenzione, non siamo al 30 d'agosto, quindi ci attendono i 2 mesi mediamente climatologicamente più caldi dell'anno. Anche da un punto di vista di come sono stati presentati i problemi che affliggono il territorio veneto, il quadro che è stato fatto è completo. Il quadro del Veneto va da ampie aree poste sotto il livello del mare fino ai 3.400 metri della Marmolada, quindi abbiamo tutta una serie di sistemi morfoclimatici, come noi li chiamiamo, in sofferenza, ad iniziare dai ghiacciai che purtroppo hanno già esaurito la copertura nevosa molto abbondante, peraltro, che si era accumulata nei mesi di aprile e maggio, e quindi il ghiaccio ora è direttamente sotto gli effetti del forte soleggiamento, con tutte le evidenze che abbiamo potuto vedere negli ultimi 10 o 15 anni. C'è il problema del permafrost, cioè del ghiaccio interstiziale che si trova oltre 3.000 metri oramai, che fondendo non fa altro che togliere quella specie di colla nel detrito o nella roccia sana, e quindi favorisce una rapida evoluzione morfologica delle Dolomiti, che del resto sono così belle proprio perché già di per sé sono caratterizzate da questa evoluzione molto rapida. E poi abbiamo le problematiche della non ricarica delle falde acquifere in pianura e soprattutto quelle lagunari. Sappiamo bene da studi che stiamo facendo con l'Università di Camerino che quando la temperatura dell'acqua supera i 28,5 gradi purtroppo la miticultura va in gravi sofferenze. Oltre i 29 gradi abbiamo una moria dei soggetti che poi dovranno diventare cozze, e a tutto ciò evidentemente bisogna adattarci. Lo diciamo da molto tempo, la parola adattamento, il sostantivo adattamento è l'unica possibilità che abbiamo, visto che mitigare nel senso di essere un pochino stati più lungimiranti negli anni scorsi non è stato fatto, e quindi ora ci dobbiamo noi adattare allo scempio ecologico con gravi conseguenze sul sistema climatico che abbiamo apportato.
Ecco, proprio di questo aspetto, professore, vorrei parlare con lei con un focus sulla montagna, perché lo stiamo vedendo in queste ore, le Dolomiti si stanno sgretolando, l'Antelao da sabato sera sta continuando a lanciare scariche di sassi, di massi che si sfracellano precipitando dagli oltre 3.000 metri fino a 1.200. La Valle del Boite da sabato è ricoperta da una coltre di polvere bianca come fosse neve. Pochi istanti fa, mi segnala la collega Tiziana Bolognani, appunto nostra inviata a Belluno, c'è stata un'ulteriore scarica. In prefettura a Belluno si è appena concluso un vertice. Vorrei quindi vedere il contributo che ci ha mandato ora Tiziana da Belluno, poi ne parliamo assieme, professore. Certo. Zero termico abbondantemente sopra i 5.000 metri di quota, sbalzi termici davvero importanti in queste giornate che stanno mettendo a dura prova le crode le rocce di Croda Marcora. Ieri diciamo l'episodio che maggiormente ha preoccupato la cittadinanza certamente di San Vito di Cadore, con me il sindaco di San Vito Franco De Bon, che ha appena concluso assieme ai colleghi e ai vertici delle istituzioni provinciali questa riunione, questo tavolo in prefettura per fare un po' il punto della situazione. Sindaco, è vero che questa coltre di polvere ha preoccupato i suoi cittadini e che lei sta chiedendo però, oltre alle questioni che riguardano la sicurezza e l'incolumità delle persone, anche di tutelare la salute dei cittadini e degli ospiti in questo periodo? È stata la prima preoccupazione, tanto è vero che ieri mattina abbiamo interessato subito ARPAV per fare un monitoraggio per capire la natura di questa polvere. Per poco la sappiamo, vuol dire, ma gli effetti che questa può avere sulla salute. Credo che oggi siano stati su a fare i campionamenti, ieri era domenica, c'è stata effettivamente questa preoccupazione, qualcuno girava con la mascherina. La prima risposta che ci hanno dato è che questa materia non è, scusate il termine banale, velenosa, e quindi insomma se assunta in determinate quantità, ecco. Però oggi c'era questa cosa. Ci preoccupa questo nuovo evento che non è abbastanza nuovo, diciamo, perché ieri mattina io alle 5 ero in municipio e pareva di essere a Natale, imbiancato, poi con un po' di vento, insomma. Abbiamo subito attivato 2 spazzatrici, una ha funzionato molto bene, l'altra un po' meno perché era secca. C'è proprio questo materiale impalpabile, qualcuno l'ha finito borotalco, che addirittura abbiamo visto salire con le termiche, quindi invertire, ecco, proprio leggerissimo. Insidioso quindi, anche da togliere. Insidioso anche da togliere. Io sono tornato a casa a farmi la doccia, non lo dico. Quindi ecco, sta cosa che quindi va capita e purtroppo non è che possiamo fermarla. Oggi c'è la pioggia, speriamo che questo, insomma, tutti i prati, insomma, i tetti, ecco, una cosa. Ringraziamo i cittadini, io mi sono attivato per pulire un po' davanti il municipio intanto che attendevo ANAS e i vigili del fuoco, e questa pioggia dovrebbe andare via. Non so se magari questo materiale che arriva sulla strada poi creerà anche problemi alla circolazione e scivolamenti, ecco. Non so, ma stiamo studiandolo. È una cosa nuova che appunto va capita. Va capita, va approfondita, esattamente come devono essere approfondite in questo momento tutte le questioni che riguardano questi distacchi di questa roccia che è molto degradata, però non è la prima volta, cioè dal Marcora si sono sempre verificati distacchi. È una roccia marcia, ha detto il geologo della provincia Luca Salti, probabilmente bisogna trovare un equilibrio, e questo equilibrio la montagna lo sta cercando? Allora, io non sono geologo, ma ormai sto studiando anche geologia. Mi hanno detto che i crolli delle Dolomiti sono avvenuti durante l'orogenesi delle Dolomiti, che è avvenuta 20 milioni di anni fa, quando le Dolomiti erano sotto l'acqua del mare. Quindi, voglio dire, non è un fenomeno nuovo, è stato accentuato probabilmente con altri fenomeni. La bellezza di queste montagne, io sto pensando appunto a Marcora, ai Ros, che è lì di fianco, che è diventata rossa per questa
questa combinazione chimica che ha visto anche, voglio dire, unica nel mondo, no? Che ha visto il riconoscimento del patrimonio dell'umanità, quindi unica, ecco, che abbiamo, che per il 56% abbiamo in provincia di Belluno, ha anche queste ulteriori criticità che però, ecco, con le tecnologie, mi è piaciuto molto l'intervento che sono state fatte durante il tavolo, no? Quindi di studiare tutta la Valle del Boite nella sua complessità e soprattutto di dare corrette informazioni. Quindi vi ringrazio per questa intervista. Faremo a breve un incontro con la cittadinanza per chiarire esattamente qual è la dimensione del fenomeno, sia dal punto di vista sanitario, come avete detto prima, sia dal punto di vista proprio della pericolosità, le misure di gestione che possiamo adottare, e però è giusto non fare allarmismo, cioè nel momento in cui si conosce il problema lo si spiega e lo si affronta sapendo che vivere sulle Dolomiti è un po' più problematico che vivere in Piazza dei Martiri a Belluno. Ecco, professor Fazzini, la vedo annuire. Sì, sono fenomeni che sono noti nelle Dolomiti, che ci sono sempre stati. Certo che quello che sta accadendo è sicuramente allarmante e preoccupante, di un fenomeno che forse conosce un'intensità che nel passato non c'era. Avete detto nuovamente tutto voi. Innanzitutto però complimenti al sindaco di San Vito di Cadore, località che io adoro perché la frequento da 50 anni. Oltretutto questi eventi, appunto, come si dice, questi eventi accelerati, che hanno subito un'accelerazione spazio-temporale anche come magnitudo negli ultimi 15 anni, sono evidentemente concausati dal cambiamento climatico in atto. Quindi è vero, non bisogna fare allarmismo, ma bisogna mitigare il rischio, che equivale a dire adattamento in alta montagna. Quindi occorrono gli studi specifici, degli studi che vanno fatti generalmente nei piani di adattamento climatico. Io ho iniziato da un paio di mesi a redigere il piano di adattamento climatico di Cortina d'Ampezzo, e chiaramente le similitudini sono molto grandi. Gli eventi del cristallo di qualche anno fa li conosciamo tutti. La Croda Marcora del resto topograficamente e amministrativamente al confine tra i territori di San Vito e di Cortina, quindi le evidenze di questa purtroppo accelerazione da un punto di vista morfologico dell'evoluzione c'è, bisogna studiarla scientificamente e di conseguenza occorre un grande gruppo di lavoro o stakeholder come si chiamano recentemente, che uniscano le loro forze e facciano ben capire come si devono mitigare questi rischi, a tutto vantaggio di questo sviluppo sostenibile di questo tratto di valle che è tra i più belli del mondo. Ecco, mitigazione e adattamento, dunque sono le due parole chiave, mi sembra, ma per spiegarlo alle persone, a coloro che vivono nella montagna, a tutti i frequentatori che amano la montagna, che cosa significa in concreto e come cambierà anche in futuro il modo di fruire la montagna? Beh, molto rapidamente, perché sappiamo i tempi tecnici sono corti. Il rischio non è altro che il prodotto della pericolosità per l'esposizione di un bene. Nel momento in cui io mi trovo sotto alla Croda Marcora e non ho antropizzazione e so che ripetutamente dalla Croda Marcora negli ultimi 20 milioni di anni l'evoluzione mi ha portato a continui crolli, io dico che quel punto è pericoloso. Se però io costruisco un rifugio o amplio un sentiero alpinistico, quell'evidenza mi dà maggiore esposizione e maggiore vulnerabilità alle persone, per cui quel punto diventa rischioso. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mitigare il rischio, quindi nella fattispecie dovremo operare con opere di difesa attive, cioè facendo sì che quelle rocce non scendano più verso il fondovalle o si fermino immediatamente a valle del punto di crollo, oppure con opere di difesa passive che devono necessariamente mettere in sicurezza il bene o in questo caso il sentiero o la strada su cui può chiaramente camminare un villeggiante o un valligiano, o magari più a valle aree o strade che sono caratterizzate da un forte traffico, anche perché ricordiamoci tra 6 mesi avremo le Olimpiadi. Quindi bisogna iniziare a studiare subito in tal senso, applicando le conoscenze che già ci sono a livello tecnico-scientifico, studi della regione, studi del CNR IRPI, studi delle università, ma andare a focalizzare l'attenzione puntualmente e cercare di comprendere quali possono essere le opere da farsi.
Chiarissimo, allora io la ringrazio professore per essere stato con noi. Massimiliano Fazzini, climatologo e responsabile del team rischio climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale, grazie mille e buon lavoro. Noi ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità, restate con noi, subito dopo spazio alla politica con il senatore Andrea Martella, segretario del PD del Veneto, a tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Spazio ora alla politica. Dovremmo avere in collegamento il senatore Andrea Martella. Ecco, ora lo vedo. Buongiorno senatore, mi sente? Sì, grazie, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Benissimo, allora funziona perché mi pare che c'era stato qualche piccolo problema di audio durante le prove del collegamento. Allora, senatore, sono sicuramente giornate estremamente calde queste sul fronte della politica. La scorsa è stata una settimana segnata da come dire, importanti eventi in vista della prossima tornata elettorale per le regionali, il definitivo no al terzo mandato per i presidenti di regione, l'apertura e vedremo che cosa succederà ad un'ipotesi di slittamento alla primavera che peraltro è stata chiesta e sottoposta alla conferenza delle regioni dal governatore della Campania De Luca. Grande fermento nel centrodestra per la scelta di quello che sarà il candidato presidente, posto che appunto Zaia non potrà più esserlo. Nel centro-sinistra a che punto siamo? Beh, innanzitutto mi faccia dire che circa lo slittamento delle elezioni si tratta di un'ipotesi, io credo, abbastanza aleatoria e che non vedrà un esito positivo per chi spera di spostare le elezioni. La durata delle elezioni è prevista, la durata dei consigli regionali è prevista in 5 anni, perché si possano spostare le elezioni c'è bisogno di motivi straordinari che in questo caso per fortuna non ci sono. Nel 2020 ci fu il Covid e vennero quindi spostate di qualche mese. Mi pare quindi un dibattito abbastanza inutile, non ci sono le condizioni né giuridiche né tecniche per rinviare l'elezione, è bene che si tengano a novembre come previsto. Oggi ho letto anche una dichiarazione del ministro Ciriani, ministro del rapporto con il Parlamento, espressione di Fratelli d'Italia, che ha detto che non ci sono le condizioni per uno spostamento delle elezioni, per un rinvio che davvero non si riesce a motivare. Quindi penso che le elezioni saranno a novembre, credo di non essere smentito, così come non sono stato smentito in tutte le occasioni che ho detto dell'impossibilità di un terzo o quarto mandato nel caso di Zaia, come avrebbe voluto la Lega. Si è dimostrato che non c'erano le condizioni politiche all'interno della centrodestra, che non erano d'accordo e che comunque il tetto dei mandati, come ha detto anche la Corte Costituzionale, è fondamentale soprattutto per quelle cariche monocratiche elette direttamente. Per quanto riguarda il centrodestra stiamo assistendo ad una lotta di potere all'interno di quello schieramento sul destino del Veneto, e si occupano prevalentemente delle poltrone piuttosto che occuparsi dei problemi dei cittadini. Per quanto ci riguarda abbiamo avanzato una proposta come Partito Democratico che è stata ampiamente accolta dalla coalizione, si stanno esprimendo tutte le forze politiche, nei prossimi giorni si esprimeranno anche quelle che ancora non l'hanno ufficializzato. Si tratta dell'avvocato Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, che io penso possa interpretare al meglio un progetto concreto di cambiamento per la nostra regione.
Ecco, proprio sabato il presidente dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Trieste ha detto che ancora il Movimento 5 Stelle non aveva deciso se appoggiare o meno questa candidatura. Le altre forze del centro-sinistra, di ieri un comunicato di AVS a favore della candidatura di Giovanni Manildo. A che punto siamo per poter dire effettivamente di una corsa unitaria di tutto il centro-sinistra, di questo campo larghissimo del quale si è molto parlato nell'ultimo periodo? Beh, siamo a buonissimo punto, perché le altre forze politiche della coalizione si sono già espresse. AVS, come lei ha ricordato, cioè i Verdi, Sinistra Italiana, le liste civiche che fanno riferimento ad soggetto Veneto Vale, Più Europa, i socialisti, Veneto Volt, naturalmente il Partito Democratico con una grande maggioranza, come avete visto nei giorni scorsi. Il Movimento 5 Stelle si deve esprimere ufficialmente su questa candidatura. Io penso, lo diranno gli esponenti del 5 Stelle, che abbiamo lavorato nel corso di questi mesi, nell'ultimo anno, per favorire una soluzione unitaria, e penso che questa soluzione unitaria ci sarà, ma come avviene in casa nostra non è che lo si decide in un altro luogo, a Roma, come avviene nel caso del centrodestra. Lo decidono localmente gli esponenti del Movimento 5 Stelle. So che hanno programmato un'assemblea, un loro momento di decisione nei prossimi giorni. Azione Italia Viva? Con Azione stiamo continuando a discutere proprio nella vostra TV. Ho visto che sono state fatte delle aperture, dati dei giudizi positivi sul candidato che noi abbiamo proposto. Ne stiamo discutendo con un confronto molto serrato che parte dai programmi, che parte da una comune disponibilità a verificare le condizioni migliori, anche perché di questo schieramento possa far parte Azione. Per quanto riguarda Italia Viva, come avete visto, sia a livello regionale che a livello nazionale, ha già scelto di fare parte del centro-sinistra, e quindi anche con loro stiamo perfezionando il modo per raggiungere un accordo programmatico e politico. Penso quindi di poter dire che siamo di fronte a una grande coalizione, uno schieramento piuttosto vasto, che del resto lavora da parecchi mesi e che mette insieme le forze politiche che vanno dal Movimento 5 Stelle fino alle forze di centro, passando per forze civiche come il Veneto che vogliamo e come Veneto Vale, che si stanno organizzando nel territorio per costruire liste di personalità civiche, anche di amministratori, che sono una parte fondamentale di questa alleanza, che quindi non è solo un'alleanza politica, ma è un'alleanza fatta anche delle forze vive del territorio e che si riferisce a molte esperienze civiche ed amministrative della nostra regione. Ecco, quindi insomma tempi brevissimi ormai dovrebbero essere per l'ufficializzazione della candidatura dell'avvocato Manildo. Nel centrodestra intanto Forza Italia, Fratelli d'Italia sembra voler allontanare il momento della decisione. Si è parlato di agosto, preme invece la Lega, in particolare le forze della Liga Veneta, che sono sempre più tentate anche a quanto pare da una possibile corsa in solitaria se il candidato presidente non dovesse essere del Carroccio. Secondo lei questa ipotesi potrebbe in qualche modo favorire il centrosinistra, quindi una spaccatura del centrodestra? Beh, innanzitutto mi faccia dire che per noi appunto i tempi sono rapidi e questo è un fatto positivo dal punto di vista politico, perché ci arriviamo prima del centrodestra, ci arriviamo seriamente con un percorso che ci ha portato a parlare con i cittadini, a svolgere degli eventi pubblici e poi a individuare una soluzione unitaria che nei prossimi giorni verrà concretizzata. Io lo dico da tempo, nel Veneto è finito un ciclo politico, quello che era legato al centrodestra e a questi 15 anni di Zaia, ed è
in corso una lotta di potere molto forte tra la Lega e Fratelli d'Italia. Non so come andrà a finire. C'è qualche problema con il collegamento del senatore Martella? Evidentemente credo per quanto riguarda la linea. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Nel frattempo vediamo un contributo che ci ha inviato la nostra redazione di Bassano relativamente ai problemi che si stanno verificando ormai da diversi giorni a Rosà sulla statale 47. Da giovedì pomeriggio infatti non è stata ancora risolta la fuga di metano provocata dai lavori per l'installazione della fibra ottica. La viabilità è in sofferenza, così come naturalmente lo sono anche i residenti e i negozianti. Sentiamo da Vanessa Banzato le ultime notizie. Statale 47 a Rosà ancora chiusa, i tecnici di Italgas e i vigili del fuoco stanno continuando tutta l'operazione di controllo per verificare ulteriori fughe di gas dopo che giovedì scorso durante i lavori di scavo per la posa della fibra ottica è stata forata una tubatura del gas metano. Vedete, quest'area è totalmente off limits. Nella giornata di ieri all'interno di un negozio si è avvertito nuovamente odore di gas e di conseguenza sono ripartiti i controlli, sono ripartiti gli accertamenti, sono durati fino a tarda notte. Dicevamo, tutta la strada resterà chiusa nella giornata di oggi, molto probabilmente anche nella giornata di domani martedì. Intanto però sono parecchi e pesanti i disagi che stanno vivendo tutte le persone che lavorano soprattutto lungo l'arteria statale. Da giovedì pomeriggio siamo messi così, venerdì ho dovuto tenere chiuso perché non si sapeva neanche se si riusciva ad arrivare, sabato abbiamo lavorato praticamente niente e oggi siamo qui ancora in attesa di notizie, però le istituzioni sono assenti, nessuno ci dice niente e se chiediamo anche lì non sanno dirci niente perché stanno aspettando di vedere che i valori tornino alla normalità. Però al momento siamo messi così. Ma voi non avete avuto comunicazioni da parte del comune? Nessuno vi ha detto niente? Nessuno. Non è passato nessuno neanche a vedere come siamo messi, cosa possiamo fare e anche la viabilità non è stata organizzata nella maniera giusta, le persone dovevano arrivare in negozio, non riuscivano ad arrivare e tanta gente invece passava, anche se non poteva passare, veniva qui, poi si girava e andava via. Cioè, è stato organizzato male. La strada è chiusa anche oggi, lo sarà anche domani, disagi pesanti. Molto pesanti, anche perché per poter far funzionare i forni ho dovuto mettere i bruciatori a gasolio. Un'altra cosa di più, rispetto moltissimo la gente che sta lavorando, perché non è gente che non lavora, perché io sono qua tutta la notte e vedo che sono là presenti. Per esempio ieri pomeriggio ho cominciato alle 10:30 a rompere di nuovo tutto quanto, alle 2 di notte, 2:30 hanno terminato richiudendo tutto quanto. Ho chiesto spiegazioni ai pompieri, mi hanno dato una spiegazione molto valida, che la perdita di metano è stata molto grande. C'è il condominio dove c'è qua nella statale che è pieno zeppo di metano, mi hanno detto loro, e ci sono bolle che vengono in superficie. Ogni volta che rilevano una bolla che viene in superficie devono per forza scavare e vedere se ci sono perdite. Capisco che sono stati scottati su a Gaglio o a Asiago dove è successo l'altro incidente ed da un certo punto di vista do ragione, ma per noi è una grande perdita. Io sabato ho messo via 5 sacchi di pane vecchio, non è che come il pescivendolo, il macellaio metti in freezer. Io butto via tutto quanto e per di più ho doppie spese per il lavoro. Pesanti i disagi anche per quanto concerne la viabilità, la strada è chiusa, la statale Valsugana è chiusa proprio dal centro di Rosà, da Piazza Libertà, il traffico è deviato lungo via Garibaldi e lungo via Roma, anche il traffico e soprattutto il traffico pesante che deve attraversare le stradine laterali per raggiungere verso Rossano da una parte, verso San Pietro di Rosà dall'altra, blocco anche per i mezzi pubblici
merci, gli autobus che devono fare una lunga deviazione per poter raggiungere Padova, Cittadella Padova. Di conseguenza davvero la chiusura della statale 47 Valsugana, che si protrarrà di sicuro anche nella giornata di domani, sta provocando pesanti disagi sia a chi vive e lavora lungo questo tratto di Valsugana, ma anche proprio per quanto concerne il flusso veicolare. Grazie allora Vanessa Banzato, ed abbiamo un'ultima ora che ci arriva ora dalla provincia di Rovigo, perché c'è stato un gravissimo incidente mortale questa mattina lungo la Romea. Siamo in provincia di Ravenna e a perdere la vita una coppia di Portoviro, Rino Vendemiati e Marina Passarella, marito e moglie rispettivamente di 60 e 55 anni, sono morti sul colpo dopo che la loro auto si è scontrata con un furgone. Sono stati coinvolti complessivamente appunto un camion, 4 auto ed un furgone. Vendemiati era un noto DJ residente a Portoviro assieme alla moglie Marina, entrambi nutrivano una grande passione per il ballo ed erano quindi molto noti in provincia di Rovigo. Vi forniremo ulteriori dettagli su questa tragedia che si è verificata appunto questa mattina sulla Romea in località Casal Borsetti. Siamo in provincia di Ravenna. Torniamo ora a Padova, perché nei giorni scorsi a Palazzo Santo Stefano c'è stato un incontro tra una delegazione cinese e rappresentanze istituzionali, economiche e imprenditoriali della provincia di Padova. Sentiamo che cosa è emerso. Un accordo di scambio e cooperazione per promuovere collaborazioni in diversi ambiti: economico, culturale, turistico, educativo e formativo, scientifico e tecnologico. È stato un incontro che ha creato nuovi legami e rafforzato rapporti istituzionali, quello avvenuto a Palazzo Santo Stefano tra la delegazione cinese della città di Hanzhong e la provincia di Padova. La città di Hanzhong è considerata la culla della civiltà Han, con una popolazione di oltre 3 milioni e mezzo di abitanti e un PIL di 190 miliardi di yuan, rappresenta un importante polo economico e produttivo nel cuore della Cina. Abbiamo firmato un patto di cooperazione per fare un interscambio tra la nostra economia, la nostra cultura e la nostra storia, le nostre realtà sportive, culturali e turistiche e ovviamente le corrispettive realtà cinesi. Quindi è un momento molto importante in un quadro economico di continuo stravolgimento, in una centrifuga internazionale, quello di invece stringere rapporti diretti con le realtà territoriali e in questo caso con questa importantissima realtà cinese. Quindi la provincia di Padova, il territorio, l'economia padovana con questo nuovo patto di amicizia ha un vantaggio in più, ha un amico in più, ha un territorio alleato in più. A Treviso ora con la perdita di gasolio sul Sile all'altezza del ponte che da Villa Carisi porta all'ospedale Cafoncello. A notare le chiazze ed il forte odore di idrocarburi sono stati alcuni residenti che ieri mattina passeggiavano lungo la Restera. Subito sono state avvisate le forze dell'ordine di vigili del fuoco che, come vedete, hanno posizionato delle panne assorbenti al fine di arginare la perdita. Sono in corso accertamenti ed indagini appunto per chiarire da dove il gasolio sia arrivato nel fiume e stoppare naturalmente la perdita. Restiamo a Treviso con il progetto portato avanti dall'Istituto Cerletti per la prevenzione degli atti di bullismo a scuola. Vediamo. Che cosa hai fatto per diventare un tutor? Ho aiutato dei miei compagni, soprattutto quelli in difficoltà che i professori mi hanno chiesto di affiancare. È uno dei ragazzi tutor delle scuole medie Coletti di Treviso. Giovani al centro di un progetto innovativo per contrastare emarginazioni e fenomeni di bullismo a scuola. Nella mia scuola inizialmente c'era qualche problema comportamentale di bullismo, questo risale a quasi 3 anni fa.
Abbiamo iniziato da più di 2 anni una pratica che si chiama Peer Education, educazione tra pari, un affiancamento dei ragazzi tutor, che si chiamano così, nei confronti di ragazzi o con uno svantaggio linguistico o uno svantaggio socioculturale, in modo tale da veicolare uno strumento di aiuto e di educazione che previene il bullismo, non solo, e educa l'intelligenza emotiva e l'empatia. Educazione alle regole, ma soprattutto alla socialità, che parte proprio dal rapporto tra studenti, anche al di là delle provenienze etniche. Alla fine abbiamo proprio messo da parte quelle che sono anche le nostre diversità culturali e siamo riusciti ad approcciarci in modo veramente molto bello e si è creata un'amicizia che nonostante non sia diventato il mio migliore amico, comunque abbiamo legato. Avevo un compagno che aveva il gesso e per un periodo l'ho dovuto aiutare per scrivere magari anche i compiti, perché lui non riusciva neanche a muovere la mano. E alla fine? E alla fine dopo è guarito e con un po' più difficoltà è tornato a scrivere. Ti ha dato soddisfazione questo? Sì. Siete anche diventati amici? Sì, siamo diventati molto amici legati. Un progetto che il Ministero a Roma sta guardando con interesse, visti i risultati, per applicarlo a tutte le scuole italiane. Risultato? Il risultato è che non abbiamo più casi di bullismo, perché c'è un vantaggio diretto, ovvero i ragazzi che affiancano i ragazzi, e un vantaggio indiretto, cioè gli altri ragazzi osservano dinamiche di aiuto tutti i giorni nelle loro classi, non osservano più sopraffazione, violenza eccetera, sono casi estremamente isolati, c'è un effetto di contagio positivo e noi siamo qui anche per dimostrare che non esistono solo i bulli, ma esistono anche i bravissimi ragazzi che aiutano i loro compagni. A Vicenza intanto continua la raccolta firme per chiedere che venga istituita la zona rossa in centro storico, superato il tetto delle 500 adesioni. Una firma per la zona rossa in centro perché? Perché siamo molto spesso importunati da persone, sempre le stesse anche, a volte io vedo, che ti chiedono magari qualcosa, se non gli dai niente però ti insultano anche a volte, perché a me è successo più di qualche volta che ci hanno mandato a quel paese. Poi ci è capitato domenica scorsa con mia moglie, camminavamo qua e c'è stato un furto, uno scippo a una persona. E siamo un po' stanchi di tutte queste persone sinceramente che ci creano un po' di ansia, anche non viviamo più tranquillamente. Si chiede una zona rossa, sarebbe da chiedere in tutte le città o comunque in tutti i quartieri che hanno un problema di degrado e soprattutto di spazio e di gestione dello spazio da parte delle attività criminali. Noi la chiediamo, in realtà si chiedono maggiori controlli, maggiore presenza delle forze dell'ordine, maggiore coscienza da parte delle istituzioni sia locali che nazionali, e zona rossa vuol dire soprattutto quello. Dateci una mano a vivere tranquilli. E sono in tanti che hanno deciso di aderire alla petizione per chiedere vengano istituite anche a Vicenza le zone rosse, già messe in campo in altre città della regione. Sono già oltre 500 le adesioni per la raccolta firme promossa dai residenti dei vari comitati cittadini, da via Napoli a via Battaglione Monteberico a San Felice e San Giuseppe, che già per il secondo sabato vengono raccolte in centro. Siamo oltre le 500 firme raccolte in pochi giorni. Questa è dimostrazione che i cittadini sono stanchi della situazione che si sta creando in centro storico e nelle vie limitrofe. Chiediamo alla zona rossa che venga applicata questa norma voluta fortemente dal governo Meloni, che sta funzionando in altre città del Veneto. Vicenza non l'ha mai attuata e si è rilevata essere l'accogliente per tossicodipendenti e sbandati di tutto il Veneto. Torniamo ora nella Marca trevigiana con la festa che c'è stata ieri lungo la Restera, con la discesa folcloristica del Sile, coordinata anche quest'anno dal Canoa Club. Vediamo. Canoe, pagaie e secchiate d'acqua a volontà. Torna la discesa folcloristica sul Sile in una domenica rovente che ha unito sport e allegria. Per ragioni di sicurezza non ci sono più le mitiche vasche da bagno e di carri mascherati sull'acqua, ma la goliardia e la voglia di divertirsi non mancano, con l'immancabile imbarcazione degli amministratori comunali. Una decina tra sindaci ed assessori dei comuni rivieraschi e non solo, sbarcati a metà percorso per la pausa anguria e frittata.
umida questa frittata al momento. Sta facendo insomma. un'intervista o è una prova? No, perché se disturbiamo... Venite qua. No, venite qua perché dobbiamo... Della Pietra lei è l'unico asciutto. No, io perché ho un po' di mal di pancia stamattina e allora mi hanno preservato. Sono debole. Ma voi, No, voi vedete, cioè non so, consiglieri regionali, deputati, senatori, no, solo i sindaci, assessori e amministratori sono qua. Perché siamo noi. Siamo gli unici che sappiamo nuotare. Esatto, siamo gli unici. Siamo gli unici, tra virgolette, che se bagna quando c'è da bagnarsi. 11 comuni rappresentati alla manifestazione, a confrontarsi anche sulla qualità dell'acqua del fiume. No dai, non è così male, sta migliorando anche la qualità dell'acqua, sta facendo un grande lavoro, però bisogna goderselo sto fiume, ce lo si può godere anche direttamente da dentro l'acqua, ne abbiamo presa anche tanta oggi. Io credo che comunque la situazione rispetto agli anni passati sia sicuramente migliorata. È chiaro che anche i controlli sono più severi rispetto a quelli che venivano fatti una volta, per cui è più facile anche trovare, ecco. Lei è un infiltrato spresiano, c'ha il Piave, no? Ma arriva comunque, c'è sempre acqua a fine, non so che... No, è sempre benvenuto però dalle parti del Sile, il sindaco della Pietra, quindi... Molto bene, vedi, allora... Quindi da Casale sul Sile, insomma, lo attendiamo tutti i giorni se lui vuole. In realtà, ecco, grazie, no, ma in realtà adesso io... sono venuto qua perché volevo comparare l'acqua del Sile con quella del Piave. Sfruttiamo questa occasione anche per una promozione reciproca tra il Piave e il Sile, insomma, quindi diciamo che questa può nascere una collaborazione sia turistica che insomma... È nato un amore. Esatto, è nato un amore. Così. Molto bene. E poi i gruppi che hanno allietato la festa con originali travestimenti. Qui abbiamo i ragazzi di Carbonera che dal 94 partecipano a questa discesa sul Sile, sempre e ogni volta con delle imbarcazioni abbastanza folcloristiche e divertenti. Ci divertiamo, non vediamo l'ora di partecipare anche l'anno prossimo. Voi siete il gruppo di? Dei vichinghi da Quarto d'Altino Mogliano. Lui non sa dire altro però, perché l'abbiamo addestrato così questa mattina. Soddisfazione del Canoa Club che ha organizzato l'evento. Siamo felicissimi veramente e vi aspettiamo il prossimo anno. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Buon pomeriggio.